Sciopero di 2 ore stamane all'Electrolux di Susegana, ma con una particolarità: a dare manforte agli operai che hanno occupato il piazzale d'ingresso anche una folta delegazione di lavoratori del vicino stabilimento friulano di Porcia. Quello a più serio rischio di chiusura, a dimostrare che la battaglia va condotta uniti. Troppo importante con la RSU di Porcia. Penso che la presenza fosse l'unico modo di testimoniare che non bisogna fare fronti diversi, perché qui l'importante è proprio muoversi tutti insieme e convincere chi a livello nazionale deve seguire queste cose a darci ascolto. Insieme insomma Veneto e Friuli per mantenere posti di lavoro e occupazione, mettendo da parte confini e campanilismo. Noi a Susegana chiediamo che, viste le risposte uscite ieri in merito al battibecco tra la Serracchiani e il ministro Zanonato, che ci sia un coinvolgimento a questo punto del presidente Letta, che avochi a sé tutta l'avvertenza e che cerchi di dare una dritta anche al ministero in maniera che la segua in modo preciso. Il tempo passa, tante parole, tante chiacchiere, anche oggi abbiamo sentito delle belle parole, però alla fine in sostanza siamo in una situazione di limbo in cui non sappiamo niente, non sappiamo come andrà avanti, l'azienda tergiversa e dilunga i tempi e noi ci troviamo in una situazione drammatica quasi. E si torna anche sulla polemica innescata dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, nei confronti di Zanonato, reo di non aver ancora affrontato adeguatamente la questione Electrolux. Il 12 ottobre 2013 sono passati 3 mesi e mezzo e mai è accaduto che un contenzioso collettivo avesse un'attesa del genere. Non si chiede la luna, non si chiedono effetti speciali, sappiamo che non si possono fare le magie, ma 4 governatori, ovvero Roberto Maroni, il sottoscritto, Deborah Serracchiani, quindi Friuli Venezia Giulia, e Vasco Errani per l'Emilia Romagna, a tutti e 4 assieme abbiamo chiesto semplicemente un tavolo a Palazzo Chigi con i lavoratori e la proprietà per capire quali possono essere le soluzioni.